pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la seconda edizione del Festival, settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali del gioco d'azzardo patologico, organizzata da UL6 Eugania di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Come sempre ringraziamo i moltissimi enti che hanno patrocinato questo evento e tutti i numerosi partner che sostengono a vario titolo l'iniziativa. Siamo sempre a Padova, ma questo pomeriggio ci troviamo all'interno della Sala dei Giganti a Palazzo Liviano e stiamo trasmettendo naturalmente, come sempre, in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Stiamo continuando la nostra settimana dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute. Lo facciamo con ospiti di livello nazionale e internazionale che apportano il loro prezioso contributo. Sapete che tutto il programma è consultabile e scaricabile su un sito dedicato che è www.cambiogiocou6.it, dove rimangono a vostra disposizione anche le registrazioni di tutti gli incontri che potete continuare a consultare, sia quelle di questa edizione che quelle dell'anno precedente. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette, ringraziamo le molte persone che lo stanno facendo, rilanciandole sui propri canali social e soprattutto ringraziamo le persone che da tutta Italia, molto numerose, ci stanno seguendo, si collegano per assistere agli eventi e soprattutto commentano le dirette e ci rivolgono le loro domande. Salutiamo naturalmente anche il pubblico presente in sala, che ringraziamo per averci raggiunto in questa sala bellissima. E qui con noi abbiamo anche la dottoressa Eva Pagano, che è la direttrice terapeutica della Fondazione San Gaetano. Benvenuta dottoressa, grazie per essere con noi. Al termine dell'intervento del nostro relatore di oggi le daremo la parola per un primo commento oppure per porre una prima domanda. Passo però ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, che è la responsabile dell'intero progetto Cambio Gioco. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo in una sala meravigliosa, la Sala dei Giganti, e sono contenta di essere in un posto così bello. Chi ci segue, sia in presenza che online, avrà visto che anche la Sala della Carità è una sala stupenda. Credo che trovarci in luoghi belli sia anche un momento di cura. La bellezza, la cultura servono anche nei nostri processi terapeutici. Noi siamo un dipartimento per le dipendenze. I nostri ambulatori spesso, anzi molto spesso, non sono così belli e quindi immergerci in questi momenti in luoghi così accoglienti ci fa bene, è già cura. Poi c'è tutto un programma che molti di voi hanno seguito in questi giorni e l'argomento di oggi come responsabile scientifica l'ho molto voluto e dottor Sorgi abbiamo avuto il piacere di averlo anche l'anno scorso e personalmente io ho seguito anche i suoi consigli e quindi alcune cose non le anticipo perché magari le racconterà lui, però mi sono state molto utili, per cui ho proprio avuto il piacere di rinvitarlo perché anche il tema della gestione economica ha molto a che fare con la salute. La salute non è solo quello che noi possiamo pensare che avviene all'interno di un ambulatorio medico, ma anche quello che avviene fuori e nella piccola quotidianità. E quindi è importante le piccole cose, i piccoli gesti, i pensieri che noi mettiamo nello stare bene quotidiano, poi aumentano il nostro bagaglio di salute. Per cui vi lascio all'ascolto di questa relazione e al prossimo saluto istituzionale. Grazie dottoressa. Prossimo saluto istituzionale per il quale abbiamo con noi la gradita presenza di Don Alberto Sonda dell'Ufficio Pastorale Giovanile di Padova. Benvenuto Don Alberto, grazie per essere qui. Grazie, bentrovati. Anch'io porto volentieri i saluti della diocesi di Padova, del Vescovo, in particolare dell'Ufficio di Pastorale Giovanile. È un piacere essere qua e guardiamo davvero con simpatia questa iniziativa. Per noi cristiani la bussola è il Vangelo e la gioia nel Vangelo, la pienezza dell'essere umano si trova quando si lavora per il bene comune e per amare il prossimo. E allora pensare alle dipendenze, pensare al gioco è proprio pensare a uno spreco di occasioni, uno spreco di possibilità di crescere in quelle che sono le proprie capacità personali e comunitarie e a un buttar via, ecco, un'occasione preziosa.
Per cui ecco davvero che tutti questi momenti possano aiutare tutti noi, le comunità, ho in mente in particolare proprio le comunità cristiane per cui noi ci spendiamo, a far crescere le nuove generazioni proprio libere dai condizionamenti, libere per poter trovare proprio il senso e la pienezza di sé. Questo è proprio l'augurio che do a tutti noi. Grazie mille Don Alberto, un augurio che rilanciamo anche a tutte le persone che ci seguono da remoto per questo incontro del pomeriggio che si intitola La vita non è un gioco, i comportamenti economici e il loro impatto sul futuro. Per questo argomento abbiamo invitato il dottor Sergio Sorgi, studioso di welfare, temi sociografici e autore, che ringraziamo davvero per essere tornato a Cambio Gioco per la seconda volta. Prima di passargli la parola per il suo intervento, ricordo a tutte le persone che ci seguono che possono commentare la nostra diretta, soprattutto rivolgere delle domande al nostro esperto, sia tramite i canali social, sia tramite messaggi WhatsApp a un numero dedicato che vedete anche in sovraimpressione, che è il 370-318-6802. Non mi resta che augurare a tutti voi buon incontro per questo pomeriggio, lasciando la parola al dottor Sergio Sorgi. Grazie, contentissimo dell'invito e contento di essere qui, molto, non è banale, siamo proprio contenti di essere qui a condividere dei temi che secondo noi sono importanti. La sfida è renderli anche interessanti, ma ci proviamo. Ho più o meno davanti a me 41 minuti di tempo nei quali dirvi tante cose e quindi non farei tanti preamboli e comincerei un po' a dirvi che cosa vorrei dirvi. Allora, la presentazione che faccio è composta da tre grandi moduli. Il primo, che è necessario, comprende qualche dato per inquadrare un po' il fenomeno. Il secondo ci porterà a chiederci, la domanda è semi-retorica, se sia più opportuno lavorare sugli effetti o sulle cause. E quindi faremo un piccolo viaggio sulle cause che, avendo io studi in sociologia, vi preannuncio, saranno prevalentemente cause sociali o intersoggettive, e poi ci chiediamo che cosa può fare l'educazione finanziaria, che non è né erudizione né finanza, per dare una mano a tutti noi nel rimetterci in cammino. Questo è più o meno l'indice. Comincerei disciplinatamente col primo tema, che è necessario e che comprende qualche dato, spero non banale, per inquadrare il tema. Userò sempre fonti istituzionali perché non è corretto usare fonti che non abbiano dei riferimenti, quindi parto dall'Istituto Superiore di Sanità, che dice che il 36,4% degli italiani gioca e l'8,3%, cioè 1,5 milioni di persone, è identificata come giocatore problematico, quindi non è un fatto di nicchia, non è una piccola percentuale, è un tema che riguarda tante persone. Fra queste persone anche più del 10% degli studenti, che malgrado il fatto che i giochi siano tendenzialmente vietati ai minori, è considerato un giocatore problematico. Quanto si spende? Non è un ragionamento di spesa pubblica, ma per darci una misura. La spesa in giochi fisici e giochi remoti è cresciuta parecchio anche nell'ultimo anno. I dati ufficiali, che sono quelli dell'ADM, ci parlano di 136 miliardi nel 2022. Siccome i miliardi per me sono sempre dei soldi che non riesco a capire, ho proprio come forma mentale che li suddivido per il numero di persone che vivono in Italia e ne tiro fuori un pro capite. Il pro capite dice che, considerando solamente gli adulti, ogni persona ha giocato 2.732 euro in un anno. Però l'obiezione è sì, aspetta, ha giocato, però c'è anche qualcuno che ha vinto il giusto, quindi andiamo alle perdite pro capite. Ogni italiano adulto ha perso in media 409 euro in un anno. Non so se siano tanti o sono pochi, per me sono tanti, anche perché i 136 miliardi giocati nei giochi possono essere facilmente confrontati con 128 miliardi di euro, che è il fabbisogno nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale, o 160 miliardi di euro, che è tutta la spesa alimentare in Italia. Però voglio subito fermarmi perché questi dati inducono in trappole. Se c'è un filo conduttore in tutto quello che dirò è che è inessenziale giudicare. Qui il tema non è giudicare, qui il tema è capire.
È troppo facile dire, ah però le persone spendono in più per giocare. No, no, non è questo il tema. Il tema è che noi dobbiamo capire che sta succedendo una cosa che ha un'ampia diffusione e invece che biasimare, giudicare, scatolare o mettere delle etichette, capire a che cosa possiamo servire noi all'interno di queste dinamiche. Quindi questo dovevo prometterlo perché mi infastidisco sempre quando sento presentazioni nelle quali gli altri sono sempre fallaci, sono sempre difettosi. No, non siamo né fallaci né difettosi. Dobbiamo però capire che stiamo avendo a che fare con qualcosa che ha una dimensione non banale. Qualcosa, ma cosa? E anche qui non è banale, perché ognuno ha le proprie categorie. Io ad esempio lo dico perché faccio subito autodenuncia di manchevolezza. Istintivamente in questi comportamenti ci mettevo anche cose varie che vanno da maghi e cartomanti al trading online. Poi però la disciplina dice che sono temi diversi e che quindi chi spende soldi in maghi e cartomanti, non sono pochi, il 20% degli italiani spende 619 euro l'anno in maghi e cartomanti. Qui dovrei fare una battuta che è infelice, che dice che però c'è molto sommerso, perché i maghi non fanno le fatture, solo che non fa tanto ridere la battuta e quindi avrei potuto risparmiarmela, perché sono le streghe, i maghi fanno gli incantesimi. Ma al di là di questo, altro tema delicato è il trading online. Cioè ci sono un bel po' di italiani che pensano di avere competenze per giocare sui mercati finanziari e hanno delle percentuali di perdite molto forti. Però la disciplina e le definizioni corrette dicono che quello è gaming, cioè giocare pensando di avere delle abilità che non si hanno. Maghi e cartomanti sono credulità, cioè credere in cose che non ci sono, mentre il gioco, il gambling, è proprio giocare in qualcosa che si basa solo su fortuna e probabilità. E questo è importante perché quando si gioca su qualcosa che non dipende dalle proprie competenze o da sistemi culturali, significa, lo anticipo, che c'è un piccolo cortocircuito di speranza. È come se alla fine si affidasse la possibilità di essere a qualcosa che esula totalmente da noi. E questo lo trovo interessante e poi lo svilupperemo. Il disturbo di gioco è definito laddove compromette alcune aree della vita che sono l'area personale, l'area familiare, l'area sociale, l'area educativa e l'area occupazionale. Dopodiché come si riconosce, come riconosciamo, no, di essere in qualche maniera preda di dipendenza? Qui ci sono diversi questionari, il più semplice è quello di Johnson, Hamer e Nora, che dice: ma rispondi a queste domande, che sono due. Hai mai sentito l'impulso a giocare somme di denaro sempre maggiori? E hai mai mentito su quanto giochi alle persone a te vicine? È il questionario più semplice. Ho trovato però più interessante fare una ricognizione sui questionari, perché ad esempio c'è il test di Bergen sullo shopping compulsivo, che sembra non c'entrare niente, cioè sulla dipendenza da acquisto, da consumismo compulsivo. E se tu togli la parola shopping e la sostituisci con la parola gioco, il test funziona perfettamente. Vi faccio un piccolo esempio perché sono 27 items e non vi voglio così male, però ad esempio il test di Bergen chiede: ma il gioco è una delle cose più importanti della tua vita? Pensi spesso a giocare? Passo molto tempo a pensare e pianificare il gioco, i pensieri sul giocare continuano a spuntarmi in testa. Il test non dice gioco, dice shopping, ma il tema è il medesimo, cioè esistono, questa è un po' la tesi, no? Esiste una contemporaneità delle tendenze che entrano in tutti noi in misura maggiore o minore e che ci portano ad adottare dei comportamenti che, e cito per l'ultima volta l'Istituto Superiore di Sanità, si intensificano nei momenti di maggiore stress. E anche questo lo trovo interessante, perché forse se leggiamo la quantità di ansia e di stress che attraversa le nostre esistenze tutte, cominciamo a capire perché in alcuni tempi c'è un acuirsi di alcuni comportamenti. Morale, da dove derivano questi stress, da dove derivano questi picchi, da dove deriva questa perdita complessiva di speranza? E la nostra lettura, che ripeto, non so se scusarmene o vantarmene, ma è più sociale o sociologica, dice che ci sono 6 tendenze che, al di là della soggettività che è sacra e che riguarda l'atteggiamento di ciascuno,
però stanno attraversando questo tempo e che in qualche maniera ci spiegano che cosa sta succedendo. Queste 6 tendenze sono il breveterminismo, quindi un po' la perdita generalizzata della visione del futuro. La seconda è la rottura della fiducia che abbiamo negli altri. La terza è l'ansia generalizzata. La quarta è la difficoltà di prendere decisioni perché a nessuno piace essere imperfetto. La quinta è una tendenza generale a isolarci, a far sì che si stia a casa e si stia da soli e non in rete di relazione agli altri, e queste 5 generano la sesta, che è il punto cruciale di quello che sosterrò, e cioè che siamo tutti abbastanza minacciati da una perdita complessiva di senso. E quando le persone perdono senso, e non è un tema individuale, è un tema collettivo, bisogna ragionare su come ricostruire senso, più che come ragionare su come giudicare, biasimare o correggere. Che cosa significa perdita di futuro? Significa quello che sapete. Noi incontriamo tante persone alle quali chiediamo: ma quali sono i tuoi progetti nei prossimi 5 anni? E la risposta è: non lo so. Ci siamo incattiviti, ci siamo inariditi? No, ci siamo abituati un po' a camminare con lo sguardo temporale rivolto verso il basso, i muscoli del collo temporale facciamo fatica a distenderli e ci siamo un po' persi quella meraviglia che è il futuro. Perché il futuro è una meraviglia? Perché tutta la nostra vita è conficcata nel futuro e perché, anche se non ce ne accorgiamo, noi viviamo per il futuro. Se voi siete qui per il futuro, perché pensate che quello che noi vi diremo possa esservi utile domani, non ieri. E se io sono qui è per il futuro, perché penso che queste cose portino dei benefici in un tempo che è diverso da T con 0. Però, ripeto, sto benedettissimo futuro è sempre più difficile da vedere e questo genera un sacco di conseguenze. Il perché è vario, secondo alcuni di noi che sono del Novecento. I motivi derivano un po' dalla fine della modernità, dalla fine di quell'idea di progresso inarrestabile, meraviglioso, che è finito più o meno all'inizio degli anni 70 con la crisi petrolifera, con la crisi energetica, quando noi abbiamo smesso di andare dall'orbita alla Luna, Marte, Giove e non siamo più andati da nessuna parte perché non c'era più questo senso inarrestabile di meraviglia, ci siamo chiesti che succede. Quando io da bambino cambiavo casa sarei andato in una casa più grande, pensavo, e infatti la casa era più grande. Quando mio papà cambiava macchina, la macchina che comprava era più grande di quella prima. Quando si interrompe questo senso dell'infinito, le persone, cioè noi, ci sentiamo spesati. I miei figli faranno una vita migliore della mia? Per mio padre sicuro, per me dipende. E allora quando tu passi da acqua, no? Che si riscalda pian piano ma è sempre acqua, a vapore, è difficile vivere nel vapore, è difficile vedere un futuro che può andare bene ma anche male, che può ballare ma anche scendere per poi risalire. E quindi la prima cosa che ci siamo persi è il futuro. Esito rapido di questo mal di futuro, la distopia. Il racconto più diffuso in Italia è il racconto distopico. Il racconto distopico dice che le cose andranno male, ma non male, diciamo male. Perché la politica è inadeguata, l'economia non ce la fa, la popolazione invecchia, il sistema previdenziale colabrodo, i giovani meglio che vadano a studiare in Burkina Faso piuttosto che qui. È vero, no, però è verosimile, no? C'è questo racconto nel quale tutto va male, tutto il declino, ed è perverso perché in apparenza è convincente, ma allo stesso tempo legittima l'impossibilità di fare. Cioè, che volete da me? No, se il mondo va a catafascio, che cosa posso fare io? La colpa è del declino. Quindi il primo tema che dobbiamo ricostruire, poi ne parlerò e lo legherò all'educazione finanziaria, la ricostruzione di un senso di futuro, che per me è cruciale. Secondo tema, l'ansia. Il 12% degli italiani è panofobico, cioè ha paura di tutto. Abbiamo paura di stare a casa, abbiamo paura di uscire, abbiamo paura del futuro, abbiamo paura degli altri, abbiamo paura di noi stessi, abbiamo paura del lavoro, abbiamo paura dell'economia, abbiamo paura dell'ambiente. Questo non fa bene. Le femmine hanno più paura dei maschi, questo è logico, non è bello, ma lo si capisce. Quello che fa più impressione a noi è che i ragazzi hanno più paura di quelli della mezza età o dei vecchi. E questo è una sfida alla biologia. Di solito gli animali più fragili hanno paura perché sono più vecchi.
Quando sono più timorosi gli animali giovani vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se dovessi essere autocritico, quello che non va è che noi vecchi ci siamo ritagliati un futuro a nostra misura e costituiamo un tappo formidabile allo sviluppo di un mondo diverso da quello che noi ci siamo ritagliati, e in più, siccome siamo la maggioranza assoluta, perché non si nasce più da 50 anni e quindi vi beccherete un bel paese di vecchi per i prossimi 30-40 anni, faremo anche la dittatura democratica dei vecchi, imponendo provvedimenti, leggi, cose che servono semplicemente per noi. Non è ovviabile tutto questo, ma non è divertente. I ragazzi cominciano a dire: scusate, ma il gioco al quale mi avete invitato non mi sembra misurato per me, ma per voi, e io non mi sento a mio agio in questa situazione. Il 79% delle persone ha manifestazioni frequenti e intense di ansia, il 73% si percepisce come una persona apprensiva, il 68% dichiara di avere disagi in ogni luogo, ma al di là delle statistiche ci svegliamo la notte, non ci svegliavamo la notte. Un sacco di gente pubblicamente è felice e privatamente prende tranquillanti, cioè c'è proprio un piccolo disagio che non è piccolo, che è comune, che va letto, perché altrimenti non si capisce quello che sta accadendo. In tutto questo, in più, l'ansia cresce perché io devo essere perfetto, perché il fallimento non è mica un'opzione, no? Non ci piacciono le persone imperfette e quindi io devo dirvi che sono perfetto. Sono un uomo felice, faccio un lavoro fantastico, mia moglie è di una bellezza inestimabile, i ragazzi sono dei geni, il cane è, non capisco come mai non vinca tutti i concorsi canini e canori, e casa mia, diciamo un po' assimilabile a questa stanza, al mio studio. Siete contenti? È vero tutto questo? No, non è vero, non è verosimile. Però così, con l'esibizione da Facebook dell'unico atomo lucidato di un'esistenza che è come tutte, è imperfetta, è critica, io mantengo alto il mio status. Come si fa a essere perfetti essendo imperfetti? La ricetta più semplice è non fare niente. E quindi siamo diventati un paese di persone che non decidono niente, così non sbaglio. Piccola banale quotidianità, ci mettiamo 24 ore e 5 minuti solamente a scegliere il divano di casa nostra. Perché siamo superficiali? No. Perché se io compro un divano blu e la sera passa mia figlia e dice: papi, sei proprio un boomer, i divani blu non vanno più di moda da 3 anni, io mi sento genitorialmente fallito, sento che il mio processo educativo è pieno di buchi e mi sento inadeguato a gestire la contemporaneità. È chiaro che se si fa fatica a scegliere un divano, 19 ore a decidere di che colore ci facciamo dipingere la camera da letto, 12 ore a fare un regalo di compleanno, immaginate quanto sforzo ci vuole a prendere decisioni molto più cruciali per la nostra vita. Quarta faccenda, non ci fidiamo più di nessuno, non ci fidiamo di nessuno e non ci fidiamo di quelli che in qualche maniera si chiamano ad aiutarci a coordinarci. Due fenomeni molto evidenti, la sfiducia negli insegnanti, la sfiducia nei medici. Nel XX secolo, se io venivo bocciato, mio padre mi dava simpaticamente 2 sberle. Nel XXI secolo, se mi bocciano, mio padre ricorre al TAR e il TAR gli dà ragione. Tutto questo non va bene, ma alimenta una sfiducia in tutto e in tutti. Se vado dal medico e mi dice che sto male, non faccio una piega, vado semplicemente da un altro medico finché non ne trovo uno che mi dice che sto bene, e quindi alimenta il fatto che quelli prima erano inaffidabili. Vi do un dato sui medici rapidissimo per consolidare questa tesi. I medici sono abbastanza stufi di essere citati in giudizio per ogni paziente che non riescono a curare. Perché mentre fino a qualche tempo fa consideravamo la morte un fatto naturale, adesso lo riteniamo un errore medico. E quindi quando si muore non è più colpa di nessuno, ma deve essere colpa di qualcuno. I medici che non ne possono più di essere evidentemente accusati di ogni fatto naturale si difendono come possono, cioè prescrivendo esami. Esito, siamo 59 milioni scarsi di italiani, l'anno scorso ci sono stati prescritti 1 miliardo e 75 milioni di esami e analisi laboratoriali. Il costo per la sanità, per il debito pubblico è evidente, ma questo è il costo della sfiducia. C'è un studio molto profondo sulla fiducia che è il barometro di Edelman, che è una società diffusa in tutto il mondo che studia la fiducia dei cittadini,
E gli studi italiani sono molto interessanti. C'è un fenomeno che voglio evidenziarvi. Quando si comincia una relazione con qualcuno, una relazione professionale, personale o di cura, gli atteggiamenti che possiamo sviluppare sono due. Il primo è mi fido, a meno che non mi viene dimostrato il contrario. Il secondo atteggiamento è non mi fido, a meno che non mi dimostri il contrario. È chiaro che non sono equivalenti. In Italia il 63% degli atteggiamenti iniziali è non mi fido, a meno che non mi dimostri il contrario. Significa che le relazioni partono con muri e abbattere i muri fa fatica. In tutto questo non gioca un buon ruolo quello dell'informazione. Non sono venuto qui a dire che l'informazione, no, però non gioca un buon ruolo. E qui, anche qui vi ho portato i dati che a me colpiscono molto. Io sono di Milano e la mia città è abbastanza sotto l'occhio del ciclone ultimamente perché si ritiene che sia una città pericolosa. Le persone cominciano a dire che in questa città, insomma, ci si sente sempre più a disagio. Allora, va bene, no, la percezione va bene, però abbiamo visto dei dati. Abbiamo tirato giù i dati della Prefettura di Milano sull'andamento dei reati negli ultimi 10 anni e sono molto interessanti. Delitti calati del 28,92%, omicidi volontari calati del 50%, sto parlando di 10 anni, lesioni dolose calate del 30,26% in 10 anni, furti calati del 37,96% in 10 anni, furti in abitazione calati del 48,83% in 10 anni, non vado avanti, furti nei negozi calati del 29,28% in 10 anni, furti in macchina, auto in sosta, meno 65,2%, la finisco, ci siamo capiti. La percezione è opposta, la percezione è che viviamo in un posto di un'insicurezza totale, la percezione è che si deve far fatica e guardarci l'uno dall'altro perché viviamo in un luogo nel quale homo homini lupus. Tremendo, non è solo Milano, i dati italiani dicono la stessa cosa, io qua c'ho un pieno di grafici, non vi annoio, ma dicono la stessa medesima cosa. Spero di non essere equivoco, perché non desidero esserlo, parlando anche del reato più vergognoso e offensivo che ci sia, che è il femminicidio. I dati Istat dicono che è diminuito del 30% in 20 anni, non è questa la percezione. Non voglio essere equivoco, fosse 1 al secolo è una roba offensiva, mortificante e svilente. Io sto sostenendo un'altra tesi però, cioè che c'è un'informazione, un marketing della paura, della violenza, del disagio che aumenta la sfiducia e che non è casuale e sul quale dovremmo in qualche maniera interrogarci. Quinta e ultima tendenza, l'individualismo. Questo ci fa male. Si diffonde l'idea che io conto più degli altri e che quindi non bisogna parcheggiarmi in seconda fila, ma io 5 minuti posso farlo. Le tasse bisogna pagarle, però io se faccio aprire una fattura io posso farlo. E quando si comincia a pensare di valere più degli altri, questa roba qua è devastante. E questo genera un individualismo selvaggio. Esito di questa seconda parte, si perde senso, perché se non vedo il futuro, se io non ho fiducia in me stesso e negli altri, se io non riesco a prendere delle decisioni perché devo esibire un me che non corrisponde alla realtà, se io vivo in un posto nel quale mi fanno percepire che tutto quello che succede va male ed è ricco di paure e di ansie, io comincio a staccare la spina dei desideri e a avvolgermi in una domanda di perché che non mi faccio più. Sono così frastornato dai cosa, dai come, dalle difese, che ho perso la domanda più bella di un essere umano, che è ma perché? Ma che cosa servo io? Quali sono i miei scopi e i miei significati? Non che cosa faccio la mattina, che lavoro faccio, ma qual è il senso della mia presenza all'interno di questo luogo. Il senso è anche ovviamente minacciato dalle diseguaglianze. Noi abbiamo lavorato, io non vi annoio sulle robe autobiografiche perché sono sempre stucchevoli, però grazie alla passata presidenza del Consiglio Comunale di Milano abbiamo lavorato molto sul futuro delle città, siamo entrati in contatto con molte esperienze cittadine. Una di quelle che ci ha più colpito è quella di Londra, perché a Londra la Greater London Authority ha un sito che si chiama Tube Creature, nel quale fotografa alcuni fenomeni della città. E nella città di Londra oggi
Nascere in estrema periferia o nascere in centro significa nascere con 15 anni in meno in più di speranza di vita. Cioè un bambino che viene depositato dalla cicogna in Custom House parte con 75 anni di vita. Se la cicogna lo deposita a Charing Cross Road parte con 90 anni di speranza di vita. Questo non è talento, questo non è merito. Questo è partire con delle condizioni di partenza che derivano dal fatto, dal caso, dalla fortuna o sfortuna di nascere in un luogo che consente sviluppo o meno. La stessa cosa avviene in Italia, anche se molto più piccolo fortunatamente. A Torino il disavanzo di speranza di vita dal centro alle periferie è di 3,4 anni, a Roma di 3,1 anni, però la cosa interessante è quali sono i fattori che spiegano, no? questo delta, questa fatica. Che cosa spiega che nella gara dei 100 metri ci sono persone che partono con i blocchi di partenza a 130? E gli studi dicono che il 20% è spiegato dall'accesso alla sanità e alle cure. Il 30% è legato ai propri comportamenti, quindi il fumo, l'esercizio, la dieta, va bene. Il 10% è legato all'ambiente, certo che se respiri l'aria che si respira ogni tanto nelle città della pianura padana non sei facilitato, ma il 40% di questa differenza di speranza di vita è spiegato da fattori socio-economici, che significa l'educazione, la posizione lavorativa, il supporto familiare, la vita di comunità, ed è inutile giocarci troppo in giro. Le possibilità economiche sono fondanti per poter mandare i figli all'università, per potersi curare laddove i tempi d'attesa del sistema pubblico sono delle volte biblici e noi abbiamo necessità di curarci. Ecco qual è il legame fra le cose che ci stiamo dicendo. L'educazione finanziaria non parla di soldi, a me non interessano i soldi, parla della possibilità di avere stabilità, di avere benessere, di potersi curare, di avere un livello di istruzione. E allora questo è il tema. Come noi all'interno di questi fattori possiamo, come studiosi, come aziende, come comuni, come famiglie, come affetti, non giudicare le persone, ma dargli una mano accompagnandoli, interpretando le difficoltà a decidere, sostenendo le fragilità che sono di tutti noi, chiedendo che supporto possiamo dare, no, in questo stato di cose individualmente. Questo credo che sia il tema e ci impone una riflessione su come facciamo a essere affidabili come orientatori. Buone notizie. Le buone notizie è che però ovviamente c'è spazio di lavoro, no? C'è spazio di lavoro su ognuno di noi. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sulla fiducia in questi anni, abbiamo scritto un libro sulla fiducia che ha un po' studiato quali sono le componenti, no, che muovono alcuni atteggiamenti umani. E una delle cose che mi ha molto colpito è che in realtà all'interno nostro ci sono tante componenti, no? C'è una componente che si sviluppa e cresce dall'educazione, una componente che è più passionale, è più innata, e poi però noi impariamo a modificare i comportamenti anche facendo delle valutazioni razionali, no? Vedendo i dati, capendo i pro e i contro. E allora su questo si può lavorare sulla componente educativa? Sicuramente sì, ricordandoci però che educare non è far fare a un altro ciò che riteniamo, ma è contribuire alla crescita di ciascuno. È un concetto difficile, noi siamo ancora figli di un Novecento nel quale educare significava plasmare, omogeneizzare, no? Addomesticare linguisticamente gli altri. No, oggi educare è progettare con. Ma io ricordo sempre una cosa che mi ha fatto impazzire. Quando c'hai i bambini che vanno all'asilo e c'hai tua figlia che dipinge i cieli gialli, ti chiama l'insegnante dell'asilo e dice: volevo parlarle perché sua figlia ha proprio una fantasia meravigliosa, no? Dipinge i cieli gialli. Tu dici: oh, che bello. E invece degli uccelli ci metti i pesci, dici: oh, che splendore. Poi il secondo giorno di scuola elementare ti chiama la maestra e dice: mi scusi, l'ho chiamata perché temo che ci siano dei problemi in famiglia, perché sua figlia dipinge i cieli gialli e invece degli uccelli in cielo ci mette i pesci. Allora, quando noi confondiamo l'educazione con la normalizzazione, questo fa un po' male, no? Se questa sala fosse stata dipinta da un imbianchino non sarebbe quella meraviglia che è. Però insomma sull'educazione si può lavorare nel rispetto dell'individuo.
Altrettanto si può lavorare sulla percezione, sulle sensibilità. Qui però dobbiamo stare attenti, perché io temo che stiamo diventando tutti giudicanti, biasimanti e invalidanti. Cioè passiamo all'esistenza, dire agli altri non si fa così. È anche un tema un po' anagrafico. Voi avete presente quella figura un po' di moda ultimamente, che è il vecchietto dei cantieri, no? Il vecchietto dei cantieri è quella figura semi-retorica del pensionato che passa le giornate attaccato alle reti. Ma il pensionato non è che sta zitto, no, urla a quelli sotto e urla, capo, non si fa così. Cioè cerca, no, di riproporre i suoi giudizi di un tempo che non c'è più su un'epoca che non c'è ancora. Ecco, questa cosa qua forse dovremmo un po' smettere di farlo, no? Cioè condannare, giudicare, ma cominciamo un po' a guardarci dentro. Non è che siamo così perfetti. E sarebbe anche bello dirci che non siamo perfetti, no? Io viaggio un sacco di volte, passo un sacco di notte fuori, faccio questa meravigliosa vita qui, viaggio per città, vedo persone. Delle volte sono così stanco che dormo con la camicia. Lo so che non si fa, ma io dormo con la camicia. Forse perché da bambino mia mamma non mi consentiva di farlo. Cioè, rivalutiamo le imperfezioni, cioè non siamo tutti così perfetti, no? Quando non ci vedono i figli beviamo il frigorifero a casa, sì, lo facciamo. No? Delle volte facciamo delle robe stupide, ci compriamo delle robe che non dovremmo. Allora cerchiamo di capire che oggi è inutile aggiungere ansia a chi è pieno di ansie. Le persone non prendono decisioni non perché sono sciocche e superficiali, ma perché sono schiacciate, sono esaurite, sono affaticate, hanno l'ansia, il panico, sono arrabbiate, sono spostate. Smettiamo di aggiungere ansia all'ansia e cerchiamo un po' di... Quando Lyndon Johnson vinse le elezioni americane fece uno spot pazzesco nel quale c'era una bambina bionda meravigliosa che correva, sto parlando degli anni 60, correva in un campo di grano, improvvisamente le telecamere si fermavano, zoomavano all'interno dell'occhio e poi della retina di questa bambina, nel quale comparivano un fungo atomico. E lui diceva: il tema non è votare per me, il tema è decidere fra vivere o morire, cioè una roba che metteva paura ai gerani. Allora le elezioni si vincevano così. Oggi si vincono col possiamo farcela, no? Yes we can, yes you can, vieni a bordo, ce la facciamo. Allora non dimentichiamocelo, perché continuare a invalidare, a giudicare i nostri figli, i nostri affetti, quegli altri, aggiunge un'ansia che genera delle scappatoie e fa veramente perdere autostima in sé. Il terzo luogo però sul quale dobbiamo ragionare è quello un po' razionale. E qui guardate che i dati sono abbastanza pubblici. Ad esempio, guardavo ieri proprio il Superenalotto, posto che io sono avverso al gioco, ma non è né un vanto né una critica. Però quando vedo tutti quelli che giocano al Superenalotto e sperano di fare jackpot, le probabilità di fare jackpot, che comunque si porta a 73 milioni oggi, quindi non sono peanuts, però la probabilità di fare questa roba è 1 su 622.614.630. Cioè non è tanto probabile. E lascia stare, ma quella di fare 5 più 1, c'è una probabilità su 103.769.105. Che cosa sto dicendo? Che se noi affidiamo a questa roba qua la probabilità di farcela, non siamo sciocchi, percepiamo che non c'è nessun'altra speranza se non quella di affidarci alla fortuna. E questo va capito e va valutato razionalmente, non giudicato, ma va capito. Allora vengo all'ultima parte. Che c'entra l'educazione finanziaria in questo quadro? No? Che cosa può fare l'educazione finanziaria per il breve terminismo, per le decisioni? Qualche cosa può fare, però dobbiamo capirci su quale educazione finanziaria. Perché se io penso che educazione finanziaria sia spiegarvi come funzionano i mercati azionari, questa roba qua non riduce l'ansia, non vi aiuta a decidere, non crea autostima. E quindi, piccolo ragionamento iniziale, è vero che l'educazione serve, anche perché ci sono dei dati che dicono che le persone che sono finanziariamente stabili giocano meno, cioè hanno un diverso atteggiamento, però dobbiamo capirci su quale educazione serve. E qui scusatemi, ma devo annoiarvi con 2 o 3 discriminanti che però spero non vi dimentichiate in futuro. Allora, prima cosa, ci sono 2 tipi di educazione, la faccio breve, però fatemi fare anche il mio ruolo che devo un po' stabilire le regole del gioco. La più diffusa in Italia è la cosiddetta alfabetizzazione o literacy. L'alfabetizzazione o literacy è una modalità nella quale una persona parla a una collettività e gli spiega delle cose. Serve? Sì, ma nel parlare di tutti non si parla a nessuno. Traduco.
Se io vi spiego la storia dei sistemi di welfare, delle previdenze e delle assistenze, è interessante e vi dà degli elementi di consapevolezza, però io immagino che per voi sia più utile sapere, ma io ho diritto a prestazioni o no? E quante io? E già che lavoro da poco, se muoio mia moglie c'è la pensione superstiti o no? E se mi ammalo io che cosa devo fare per avere quel minimo di contributi? Mi seguite? Quindi la prima discriminante è: esiste un'educazione che alfabetizza, che per carità è utile, ma l'urgenza secondo noi è quella personale. E l'educazione personale significa che io ho bisogno di qualcuno che si sieda a me e mi dia una mano. Noi coordiniamo il servizio di educazione finanziaria del Comune di Milano, di Bergamo, di Pistoia, abbiamo educatori in America Latina e abbiamo tanti dati su questo. L'educazione che serve è quella personale, nella quale ci si vede vicini e si vede come io sto spendendo, non per giudicarmi, ma per capire io come potrei spendere meglio e non solo spendere meno. Quindi, prima cosa, sotto l'etichetta educazione finanziaria c'è tutto. Certo che servono le regole, ma serve che alle regole si affianchi un accompagnamento personale. Non dico niente di nuovo alle persone che ci stanno seguendo, che sanno che tutto il lavoro di cura, di assistenza alla persona è personale. Dopodiché sarebbe utile che non si dedicasse all'offerta, quindi ai prodotti, ai sistemi, ma si dedicasse alla domanda, quindi a noi. Dedicarsi alla domanda significa aiutarci a fare delle cose semplici, tipo rispondere alla domanda: ma io sto spendendo come vorrei o no? E il mio mutuo, i miei prestiti, i miei debiti sono gestibili o no? Se mi succede qualcosa sono protetto oppure già sono fragile, basta che succeda una cosa e non ce la faccio? E quando smetto di lavorare? Ma chissà quando aspetta, quando smetto di lavorare? E se sono una donna passerò 33 anni in un posto che si chiama pensione. E se sono un uomo ci passerò 22 anni. Sono pronto a passare 33 anni in un posto che non vedo, ma no, nel quale mi piacerebbe non preoccuparmi se mi arriva una raccomandata, poter pagare le bollette puntualmente, andare a cena. Questi sono un po' i temi che dovremmo affrontare, sapendo che l'educazione finanziaria personale è utile e ci aiuta a fare questa roba qua. 3 cose: mettere a posto i conti di casa, come vogliamo noi e non come vuole qualcun altro; trasferire i rischi per evitare che già in situazioni vulnerabili si aggiungano rischi; e soprattutto a rimettere in cammino i progetti di vita, che è la cosa più bella e commovente che ci manca quando ci facciamo prendere dalla gratificazione immediata. Le persone finanziariamente educate hanno minor probabilità di diventare giocatori. Che cosa significa tecnicamente? Significa attraversare e analizzare 6 aree che ho citato. La prima è il budgeting. A che cosa serve fare il budgeting? A capire che quando entrano dei soldi, prima si mettono via i soldi per le cose importanti e poi si spende il resto. Noi siamo abituati a fare il contrario. Abbiamo dei soldi, spendo, e poi non mi è rimasto niente. Errore. Abbiamo dei soldi, li metto via per le cose importanti e quelli che avanzano, va bene, posso fare anche attività più futili. Secondo cassetto, quello dei prestiti, dei mutui. Verificare la sostenibilità. Dormire la notte vuol dire che si è in grado di arrivare a fine mese senza esporsi. Terzo cassetto, la protezione. L'ho già detto, non possiamo permetterci tutti i strappi, non possiamo permetterci di non poterci curare, e queste cose vanno gestite. Quarto, la fine lavoro. Vivremo tanto e dobbiamo essere sicuri di non vivere più a lungo dei nostri soldi. Il quinto cassetto è quello del risparmio, generare risparmio per poterci consentire una vita futura degna di quello che meritiamo. Il sesto, che è delicato, il passaggio generazionale. È brutto che in Italia le famiglie si spacchino alla morte della madre per 6 bicchieri, per una tovaglia di lino, perché noi non siamo in grado di mettere ordine alle nostre cose. È una cosa tristissima. In Scandinavia a 65 anni si mette ordine alle cose di casa, perché è brutto che i miei figli devono buttare via le cose anche private che potevo buttare via io, e si mette ordine ai propri soldi. Si fa in case of emergency, una busta bianca nella quale si lasciano i propri figli, ordine: questi sono i soldi, sono messi in questi strumenti, questa è la quantità, dovete farci questo e stanno in questo posto. L'alternativa è fare una disperante caccia al tesoro sfogliando cose che non si sanno leggere, perché se noi possiamo mettere ordine a tutto questo.
Questo è un po' il disegno. Mi fermo su 2 temi perché ho ancora esattamente 4 minuti. Il primo tema è quello del budgeting, che è importante, imparare a spendere. Vuol dire darsi un obiettivo. È inutile che registriamo o comporti i crackers o le merendine se non c'è un obiettivo. Registrare quello che facciamo, che è essenziale, serve a vedere che facciamo dei progressi. È bello tenere sotto controllo le spese, è bello anche chiedere gli sconti. I miei figli si vergognano sempre perché io chiedo lo sconto su tutto, ma non è una roba pulciosa, è cercare, già che le risorse sono limitate per tutti, dei nuovi punti di equilibrio fra domanda e offerta. Significa non sprecare, significa avere via almeno 3 mesi di consumi per gli imprevisti, significa magari tenere anche dei conti correnti diversi per evitare... È la solita cosa, se io ho tutti i soldi in tasca, no? Passo davanti a un negozio e c'è una camicia che mi piace, apro il portamonete, se i soldi là la compro. Ma se io non ho un portamonete, ma ho i cassetti mentali, i soldi per i rischi, i soldi per il futuro, i soldi per gli imprevisti, quando compro la camicia prima devo andare a vedere a che cosa li togli questi soldi. All'università dei ragazzi, alle precauzioni, e allora diventa diverso. È proprio un tema di abituarci a tenere sotto controllo quello che facciamo. Dovremmo chiederci prima di comprare qualcosa, ma questa roba ne ho bisogno veramente? La userò o no? Mi piace davvero? Una cosa che ho imparato a fare cruciale, quando sto per comprare qualcosa, la regola del 24 ore, aspetto 24 ore, ci dormo, la mattina dopo spesso non serviva più, ma non è che serve, non dava piacere. Un tempo compravamo per desiderio, adesso compriamo per voglia. Compro, ho i soldi, clicco, mi arriva, pacco, lo apro, lo chiudo, lo sposto, poi finisce nel cimitero delle cose, ossia la cantina, e poi su Wallapop e ricomincio. Cioè, è questo qua, no? Siamo fatti, forse no, siamo fatti per un'altra roba. Ripariamo le cose, siamo attenti veramente agli sprechi, tanti poco fanno molto. Debiti, non ci si indebita se non c'è risparmio. Bisogna valutare non solo il debito attuale, ma la sostenibilità. Se cambiano i tassi, se cresce l'inflazione, se mi succedono le cose, sono in grado di pagarle o no, acquisire controllo sui debiti. Dobbiamo ragionare sui rischi. Quanti di noi sanno se sono eleggibili davanti alle prestazioni assistenziali, pensioni di invalidità, di inabilità o superstiti? Quanti di noi sanno se hanno raggiunto i requisiti? Quanti di noi sanno se potremmo viverci con quello che ci arriva? E guardate, quasi quasi la finirei qui, perché i temi sono questi: gestire i soldi, controllare i debiti, trasferire i rischi e poi cominciare a quantificare che cosa ci vuole per vivere decentemente, per mandare un figlio a scuola che è così importante, per fare un viaggio, per poter andare a cena una volta a settimana o semplicemente come primo obiettivo per uscire dalle secche. Il primo obiettivo di risparmio è arrivare a risparmio zero, cioè arrivare a fine mese con la certezza che non si è in deficit. Poi si cominciano a costruire delle cose. E ripeto, ciascuno deve scegliere quello che fa, ma con consapevolezza. Ecco, se devo trovare una sintesi, l'educazione finanziaria serve a renderci consapevoli, perché ciascuno può scegliere quello che desidera, ma deve sapere quello che sta facendo. Fine. Come si fa questo? Si fa con degli educatori. Noi coordiniamo degli educatori del terzo settore, abbiamo un centinaio di educatori in Italia, persone meravigliose che studiano, brigano, assistono le persone, hanno dei sistemi di simulazione, si appoggiano a norme di qualità terze e quindi aiutano le persone a potersi curare, far studiare i figli, potersi affittare casa, poter smettere di lavorare, avere del risparmio per le passioni comuni, perché alla fine, ripeto, il tema non è questo. Concludo perché devo concludere e voglio concludere con una cosa che è il senso. Allora, io non lo so se a voi piacciono gli animali, a me piacciono un sacco gli animali. Ho un cane, 2 gatti e li guardo gli animali. Gli animali sono belli ma sono semplici perché alla fine gli animali fanno 7 cose. Respirano, mangiano, si difendono, cioè cercano di non farsi mangiare, dormono, i gatti dormono un sacco, si muovono, no, in Africa migrano, in Italia un po' meno, cercano di riprodursi e giocano. Ok,
ma io non sono un cane, io non sono un gatto e non sono neanche una giraffa. E il mio senso di permanenza in questo posto meraviglioso che è il mondo non è mangiare, non farmi mangiare, dormire, riposare e addormentarmi stanco cercando di capire se era calcio di rigore o chi ha cucinato meglio la pasta alla carbonara. Noi siamo nati per un'altra roba, cioè non siamo nati per essere adattivi, siamo nati per essere trasformativi. Guardate, io viaggio questo paese fantastico, fantastico, quando vedo questa roba qui, io lo so quanto tempo ci è voluto a fare questa roba qui e so e sento più che so che chi ha cominciato a dipingere queste cose sapeva che probabilmente la fine di questo lavoro non l'avrebbe mai vista. Si chiama Pensiero della Cattedrale. Questa meraviglia di paese, il Duomo di Milano, il Colosseo, il Campanile di Giotto, tutte cose che sono state costruite da persone che sapevano che non avrebbero mai visto l'esito, ma erano capaci di vedere con i miei occhi di 6 o 8 secoli dopo quello che sarebbe. Ecco, noi siamo questa roba qui. Allora, tutta quell'immediatezza, quel breve terminismo, quella gioia di piccolo periodo ci toglie la capacità e la possibilità di realizzarci per quello che siamo, esseri umani, il cui senso è quello di lasciare una traccia di noi in questo posto qua. Quando i miei nipoti vedranno le mie foto, io non vorrei che dicessero che quello lì, boh, non lo so, ma ha lasciato una casa ai tuoi. No, non è, ha lasciato una casa. Quello lì è uno che ha lasciato un pensiero, una traccia, ha costruito, ha cercato di avere un valore che quello che vi ho detto ci toglie. Ecco, io credo che veramente la ricetta sia recuperare senso. E se il controllo sulle proprie finanze, sui propri conti, sui propri desideri ci toglie un po' di paura perché ci rimette in cammino, tutto quello che serve a questo credo che debba essere visto con favore. Grazie. Grazie a lei, dottor Sorgi. Lascio subito la parola alla dottoressa Pagano per un breve intervento, poi una domanda al dottor Sorgi. Grazie per la parola, grazie dottor Sorgi. L'intervento a me è piaciuto moltissimo e l'ho trovato quasi sbalorditivo per il parallelismo che ha questo intervento con quello che è il nostro lavoro quotidiano, nel lavoro che facciamo con i nostri ragazzi, no? Alcuni di loro sono qua con noi, sono molto contenta anche di vederli qua. Perché questo? Perché è proprio il senso quello che noi cerchiamo di dare a loro, nel senso che la dipendenza a volte non è il problema vero e proprio, ma è il sintomo della perdita di senso all'interno del loro percorso di vita. E quello che noi tentiamo di fare è proprio questo. Poi riprendo 2 o 3 concetti che lei ha tirato fuori, tipo il determinismo che viviamo noi adesso, con la perdita della capacità di programmare un futuro. Okay? Che noi dobbiamo in qualche modo provare a ridare ai nostri percorsi di psicoterapia, dando il senso della vita. E una suggestione molto bella che lei ha dato è che questo lo possiamo fare uscendo dall'individualismo, e lei l'ha definita la vita di comunità. Cioè rientrare in un contesto di vita comunitaria, di connessione, di collettività che ridà il senso a ogni persona, che non vuol dire perdere la propria individualità, ma al contrario ritrovarla. L'ultima riflessione, poi arrivo alla domanda. Grazie per la sottolineatura che ha fatto rispetto al termine educazione, perché molto spesso noi definiamo l'educazione come ti dico come devi fare, mentre invece l'educazione è dal latino appunto ex duco, faccio con te, faccio insieme a te, faccio a fianco a te. E questa, la cosa veramente sbalorditiva, è che facendolo dal punto di vista della rieducazione all'economia, no? Alla rieducazione economica, noi riattiviamo anche le funzioni esecutive, paradossalmente, che sono quelle che i nostri ragazzi a volte purtroppo cominciano a essere un po' deficitarie, magari anche noi, no? Da un certo punto di vista dovremmo farlo. Quindi facendo quei punti che lei ha detto, spero che poi avremo anche le slide che lei ha dato, facendo quello attiviamo un percorso anche di rieducazione delle funzioni esecutive. Io ho una curiosità, dottor Sorgi, lei ha parlato di
tanti centri che hanno, Milano, Bergamo, e anche in America Latina. Se lei dovesse dirci concretamente questi educatori che cosa fanno, affiancano le persone, i gruppi, ma come? Cosa fanno? Vanno nel loro conto bancario? Non so se è fuori luogo la domanda, ma cosa fanno nel concreto? Grazie. Grazie a voi. Allora, prima prendo uno spunto da una cosa che ha detto o hai detto che trovo molto, molto importante. Cioè noi non dobbiamo mai dimenticarci che comunque sia le situazioni di dolore sono anche situazioni di sensibilità. Non dobbiamo mai dimenticarci. Chi sta male è sensibile e la sfida è portare questa sensibilità dal ferire se stessi al ridiventare attrattivi anche per gli altri. Cioè, quando io insisto sul recuperare la progettualità è perché noi abbiamo la capacità, che non è facile ma dobbiamo sviluppare, di diventare portatori di progettualità, di percorsi, di traiettorie, di mete per le persone che abbiamo a fianco. E questa secondo me dovrebbe essere più che una capacità, un'attitudine quotidiana. Cioè chiedersi, ma io dove sto portando le persone che sono a fianco a me, alle quali vuole bene? Perché se io non vado da nessuna parte, perché qualcuno deve venire con me che non vada da nessuna parte? Bel tema. Ci ho premesso che cosa fanno gli educatori. Gli educatori fanno un lavoro di due tipi. Il primo è tecnico, cioè con degli strumenti di simulazione aiutano le persone a entrare nella loro vita. Fanno vedere come spendono, sentono le voci di spesa, si vede se c'è stabilità oggi e domani. No, giustissima riflessione, non entrano nei prodotti, nei strumenti, nei conti correnti, per carità. Entrano e aiutano le persone a fotografare quello che succede e a trasportare quello che succede oggi verso la propria desiderabilità. Non parlano mai di strumenti o prodotti finanziari perché quella è per legge intermediazione, ma aiutano le persone a ricostruire traiettorie. È la stessa roba del navigatore. Il navigatore, io torno a Milano, torno in treno, quindi non ho bisogno, ma se tornassi in macchina mi chiederebbe come prima cosa dove vuoi andare. Non è una domanda banale. Poi va a vedere dove sono, mi dice qual è la distanza e poi mi dice, senti, 245 km, ti va di fare l'autostrada, ma paghi il pedaggio o preferisci fare le provinciali? Ci metti il doppio però vedi un sacco di cose. Oppure ti fa di fare gli sterratoni, così vedi un po' di natura. Questo fa l'educatore. Ci aiuta a definire dove vogliamo andare, misura dove stiamo e poi concorda un po' con noi le strade migliori per farlo. Questo poi è tecnico. La cosa più appassionante non è la cosa tecnica. La cosa più appassionante è il lavoro proprio di accompagnamento alle persone. E l'educatore aiuta le persone a fare quello che dicevo, cioè a ricostruire un concetto di futuro. Si disegnano tutti gli obiettivi familiari, si vede in quali le persone si riconoscono. Porta a desiderare perché noi non desideriamo, la paura è mancanza di desiderio. Se io non vado da nessuna parte mi impaurisco, ma se vado da qualche parte riduco le ansie. Aiuta le persone a decidere, facendo vedere le conseguenze positive e negative del non decidere. Aiuta le persone e i dati che noi abbiamo, noi facciamo misurare i percorsi educativi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, che misura la fiducia in se stessi, la fiducia nel futuro, la fiducia nelle istituzioni. Cioè le persone dormono meglio la notte, non è una frase fatta, recuperano autostima, capacità piano piano di farcela e questo recupero di fiducia ha un valore personale ma anche, se posso, collettivo. Grazie dottore, grazie dottoressa. Io non li posso leggere tutti per questione di tempo, i complimenti che arrivano da internet, dalle molte persone che sono collegate. Leggo alcune delle domande e poi lei sceglie a quale rispondere. Allora, mi piace. C'è Fabio che dice interessantissime le considerazioni sulla fiducia, ma come possiamo secondo lei allenarci alla fiducia? Questa è una domanda di Fabio. Cristina dice grazie per l'interessantissimo intervento, vorrei però chiedere come si fa ad accedere a un'educazione finanziaria personale? E quindi abbiamo Monica che dice ma chi sta spingendo verso la paura? E infine c'è Maria Teresa che dice da insegnare alla scuola dell'infanzia, grazie. Allora, vado molto veloce. L'educazione personale oggi è attiva nei comuni di Milano e Pistoia. Se siete di Milano o di Pistoia andate sul sito del comune e la trovate. To be continued, cercheremo di far sì che anche in altri comuni questa cosa venga fatta e anche nelle aziende che
potrebbero interpretare questo come un welfare nobile, taccio per tempo. Come ci si allena la fiducia? Ah, questo è bellissimo, ci abbiamo lavorato tanto su questo. Ci si allena non tanto chiedendosi ma io posso fidarmi di voi, ma chiedendosi ma perché queste persone dovrebbero fidarsi di me? Ci sono 31 fiducie, 10 istituzionali, 10 personali, 10 nel modo di lavorare e una sul futuro. Noi dovremmo farci una specie di autoanalisi, capire in quali punti siamo affidabili e in quali no, capire se valorizziamo la nostra affidabilità e poi capire come comunicarla. Siccome sono stato vago, faccio solo qualche esempio di fiducie personali. Se io voglio che le persone si fidino di me, io devo essere sincero, non sono ammesse le bugie, devo essere coerente, non posso essere schizzato, ma devo avere una traiettoria. Devo essere empatico, non è una parola brutta, Empatia significa saper entrare nell'altro sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista sensoriale. Significa che devo rimuovere i pregiudizi. Significa che se voglio che le persone si fidino di me devo essere competente, non devo essere superficiale. Insomma, c'è proprio tutto un lavoro metodologico sulla fiducia, ma più che questo è la domanda che mi interessa. La domanda non è mi fido degli altri, ma è perché queste persone dovrebbero fidarsi di me. Se io non so rispondere non posso chiedere agli altri che lo facciano. Sul marketing della paura mi appello al quinto emendamento. È un discorso enorme, se avete un secondo di tempo guardatevi il decalogo di Chomsky sulle leve strategiche di persuasione, sono 10 punti che spiega come sia scientifico gestire il consenso creando problemi per poi presentandosi come il risolutore di problemi. È uno dei 10 punti, se avete voglia fatelo. Ho finito? Ha finito. Ma siete gentilissimi. Finito, non solo i complimenti in aggiunta. No, ci sta. Ricordiamo anche da parte dell'ULSEI Euganea che anche gli ambulatori del servizio sanitario hanno dei servizi educativi di educazione finanziaria e quindi ancora una volta cogliamo l'occasione anche per ribadire che queste iniziative servono anche a far conoscere i servizi e ad aumentare la fiducia perché le risposte professionali ci sono. Allora, io ringrazio vivamente il dottor Sergio Sorgi a nome di tutta l'organizzazione del progetto Cambio Gioco che è tornato ospite graditissimo e chissà che ci sia una terza occasione in futuro. Ringrazio la dottoressa Eva Pagano che è stata con noi e ci ha aiutato ad approfondire il tema del giorno. Ricordo a tutte le persone di continuare a seguire il nostro programma sul sito www.cambiogiocoulsei.it e vi do appuntamento per questa sera alle 20:30 con Umberto Galimberti per l'incontro dal titolo La condizione giovanile nell'età del nichilismo. ULSEI Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi invita a continuare a restare con noi per il Festival Cambio Gioco. Buona serata a tutti.